Malvasia, crudo e marzemino è l'evento organizzato dalla cantina di Merlara l'1 e il 2 giugno, con l'obiettivo di valorizzare due vitigni del territorio e il loro legame con gli altri prodotti tipici. Ci dà la possibilità questo di promuovere il territorio collegato con un altro prodotto di eccellenza, sempre del territorio, che è il prosciutto di Montagnana. I vini protagonisti sono la Malvasia, sono il Marzemino. Il Marzemino tra l'altro è un prodotto che sta andando bene anche come prodotto a livello di mercato, per cui sono i due prodotti che stiamo valorizzando di più per quel che riguarda questa zona, oltre ovviamente al Prosecco e tutti gli altri, la gamma di prodotti che produciamo come azienda. Il prosciutto crudo col marzemino è un giusto connubio per provare l'eccellenza del territorio. Origine, identità genetica e abbinamenti con i prodotti locali sono stati i temi della 2 giorni. Siamo qui per parlare di due vitigni autoctoni, due vitigni che sono nati in questo territorio di sabbia e argilla e che sono diventati importanti e sempre più eleganti nel corso del tempo. Il Marzemino frizzante DOC Merlara e il Malvasia DOC Merlara, due vitigni profumati, colorati, perfetti per un prodotto tipico del nostro territorio, il prosciutto crudo di Montagnana, chiamato così in questa zona, ma in realtà il prosciutto crudo del consorzio Veneto, Berico e Euganeo. Un prosciutto meraviglioso con delle marezzature rosate che esalta in modo particolare la sapidità di un sale marino che penetra all'interno dopo un massaggio quasi fatto come una cura di benessere e che fa rendere ancora più elegante l'abbinamento con il Malvasia per delle caratteristiche di salinità, di brezza marina, di iodio e di profumi estremamente particolari e che ne esalta altre caratteristiche, in particolare la morbidezza, la grassezza intesa naturalmente come accezione positiva, con un marzemino morbido, con un alto grado zuccherino che non lo rende dolce ma gradevolissimo e che lo rende abbinamento ideale tra un rosa meraviglioso di un prosciutto crudo e un rosa intenso quasi lampone di un marzemino frizzante. La storia della Malvasia e del Marzemino hanno affascinato i presenti. Infatti, questi due vitigni di antichissima origine, segnalati dai più autorevoli ampelografi, meritano di essere valorizzati. L'idea è che quando i crociati ritornavano dalle loro battaglie, quindi dalla Terra Santa, insieme ai cavalli di San Marco ci fossero dei tralci di questa pianta, di questa Malvasia, i quali dopo hanno incominciato a diffondersi in tutto quanto il panorama italiano. La cantina di Merlara fa parte di Collis Veneto Wine Group e con la sua storia fatta di impegno e valorizzazione del territorio ha ottenuto importanti risultati. Questa struttura è un punto di riferimento anche non solo per il Marzemino, i prodotti qua del territorio, ma anche per il Prosecco, che è un vino che ci saranno delle buone soddisfazioni sui mercati e viene prodotto principalmente in questa area e dopo nell'area dei Colli Iberici. Quando sono arrivato qua andavo in piazza Montagnana e dopo 2 o 3 anni che ero qui presente facevamo degustare i nostri vini e qualcuno mi ha detto: ma perché a Merlara c'è la cantina? E oggi possiamo essere felici, contenti, credo che non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Abbiamo fatto un percorso, un decennio che ci ha portati a essere, credo, considerati a livello vitivinicolo di più di quello che magari il territorio si aspettava. La cantina di Merlara, come azienda storica della Bassa Padovana, continua ad essere un punto di riferimento per la valutazione dell'economia locale. I risultati qualitativi, grazie a un lavoro fatto in vigna, in cantina, e come succede in tutte le aziende viticole, i risultati si vedono e quindi vuol dire che se c'è stato già un miglioramento non si sa dove si possa arrivare, quindi auguro di continuare questo lavoro proficuo. All'evento hanno partecipato anche l'Associazione Nazionale Città del Vino, Rovigo Banca, che ha parlato delle agevolazioni per gli imprenditori agricoli, Massimo Giorgetti, l'assessore ai lavori pubblici della Regione Veneto, e Fabrizio Stella della Vepa. Un augurio è venuto dal nuovo sindaco di Merlara, Claudia Corradin. Speriamo di incrementare, di diventare sempre più importanti e di difendere con orgoglio i nostri prodotti
e speriamo che sia anche una ricaduta nell'economia del nostro paese che ha tanto bisogno in questo senso.